L'abbazia di Praglia è un monastero benedettino, nel mezzo della campagna padovana, tra Teolo e D'Abano. È un monumento nazionale, ospita la Biblioteca Nazionale, ma è soprattutto uno dei pochi centri di restauro in Italia di libri antichi. Questo è uno dei primi laboratori che è nato dopo i danni della Seconda Guerra Mondiale, essendo appunto nato nel 1951, ed è quindi un'attività prestigiosa perché ormai all'interno dei monasteri le forze diminuiscono e i monaci sono sempre meno che si possono dedicare a questo. Qui a Praglia c'è ancora questa possibilità, quindi vale la pena conservare questa attività. Il laboratorio è nato nel 1951, però il nome purtroppo se l'è fatto con gli eventi del 66, purtroppo perché sono eventi accidentali. L'alluvione di Firenze e in contemporanea l'acqua alta di Venezia ha portato qui qualcosa come qualche migliaio di volumi, una goccia che abbiamo potuto togliere dal mare del danno che le biblioteche centrali hanno subito. I lavori che ci hanno dato soddisfazione sono anche parecchi, dalle cose più semplici alle cose più complicate, dalle cose più pregevoli alle cose meno, perché l'attenzione del restauratore comunque è sul bene culturale concreto, cartaceo o membranaceo, che bisogna intervenire. Ecco, recentemente, un paio di anni fa, proprio nel '60, abbiamo restaurato un corale del XIV secolo. Quindi con tanto di presentazione, di pubblicazione dell'intervento che abbiamo fatto. E poi riusciremmo al fin a vedere le terme. Il bacino termale euganeo è uno dei più importanti al mondo. Paradiso! Oh, grazie! Relax! Mi raccomando, tenerla alle 8. Allora, ok. Grazie. Ok. I trattamenti principi che offriamo noi qui alle Terme di Abano e Montegrotto sono sicuramente il fango e le inalazioni. Comunque tutte le declinazioni dei trattamenti a base di fango e di acqua termale. Intorno al nostro prodotto principale, che sono le acque e i fanghi termali, si sviluppa un sistema economico complesso sul territorio, a partire dalle aziende. Per aziende appunto mi riferisco agli hotel con annessi stabilimenti termali, che sono circa un centinaio. Abbiamo alberghi 2, 3, 4, 5 stelle,
per un totale di 4 milioni di presenze all'anno più o meno. Abbiamo ad esempio, per quanto riguarda la categoria dei 5 Stelle, la più alta concentrazione di hotel di questa categoria dopo Venezia. Naturalmente intorno a questo sistema si sviluppa un sistema altrettanto complesso per il commercio. Abbiamo una bellissima zona pedonale ad Abano per fare shopping, anche a Montegrotto. Il territorio e le strutture del territorio si sono attrezzate e si stanno attrezzando per sempre una maggior gamma di trattamenti, dal wellness al relax, quindi andiamo dai massaggi terapeutici che sono la nostra specialità, ai massaggi rilassanti, ai più innovativi massaggi al cioccolato e tutte le novità che vengono fuori ormai quotidianamente nel mondo del wellness. È vero che in generale si strizza l'occhiolino al wellness, però bisogna fare una precisazione. Wellness, spa, quindi salus per aquam, e se vogliamo vederla in questi termini di salute vera attraverso l'acqua, dove se non qui, dove abbiamo veramente un'acqua, passatemi il termine, miracolosa. Quindi più che di wellness parlerei proprio di vero e proprio benessere termale. Ah, no, non è il buio. Fango freddo non fa niente. Che dura vita, eh? Oh! Vai. Eccoci qua al termine di questa puntata di Biciclando, il circuito dei Colli Euganei. Siamo arrivati nel relax delle terme euganee alla fine di questo bellissimo Biciclando. Roberto, stamattina sembrava quasi che non ce la facessi. Sì, 60 km in bicicletta e non poteva essere giusta, adeguata conclusione che finire in piscina ma in bicicletta. Bravissimo. Comunque abbiamo capito una cosa da questa prima puntata di Biciclando, che da qualsiasi parte che te vai, in ogni canton, che se qualcosa di buono e di bello. Perché questo è il Veneto, tra terra e cielo!